Amici bellini, giuro su quello che ho di più caro che questo non vuole essere un video di sfottò verso Pirlo, eccetera, eccetera. È veramente un video di analisi, ma perché ci sono... l'Italia è così, no? Noi cerchiamo notizie, dove le cerchiamo? Le cerchiamo su OneFootball, e su OneFootball scopriamo che Under va all'Leicester, scopriamo che il Tottenham è vicino a chiudere per Reguilon, e quindi che cosa capiamo? Capiamo che la Premier ha soldi illimitati, Gabriel, cioè, se ci avviciniamo a giocatori che poi entrano in orbita Premier League è inutile proprio provarci, ma oggi si parla, visto che l'Italia è tatticismo, non è giocatori forti, si parla della tesi di Pirlo, cominciamo. Allora, la questione è semplice, sono stato attratto da alcuni tweet, anche di sfottò, appunto, che parlavano, Pirlo ha preso 107 su 110, Thiago Motta lo ha battuto, quindi un po' di rivalità Inter-Juventus, perché Thiago Motta ha la sua tesi 108. Però io volevo sapere, ero più interessato a capire, ok, 108, ma qual era la tesi di Thiago Motta? Non si trova, sto cercando, non si trova la tesi di Thiago Motta. Non si trovano tutte le tesi, perché ad essere abilitati col patentino UEFA, leggo testualmente dal sito della FIGC, insieme a Pirlo abbiamo Ciccio Baldini, tutti questi, ma cito un po' di ex Napoli, Bigica, pure giocò nel Napoli se non ricordo male, poi Bonera del Milan, Fabio Caserta, Cassetti, Chivu, ce lo ricordiamo Chivu? Mirko Conte, guarda quanti giocatori del Napoli, mamma mia, Matteo Contini, Morgan De Santis, Gaetano Fontana che è stato citato, quindi vuol dire che ha fatto una bella tesi, e poi chi altro più? Vincenzo Italiano dello Spezia, che pure se era povero, perché sennò Thiago Motta, che poi invece il Genoa l'aveva già allenato. Allora io credo, e fatemelo sapere voi nei commenti, che di solito nei commenti ne sapete più di me, il patentino UEFA serve per poi essere in grado in caso di Europa, cioè tu potevi comunque allenare in Serie A il Genoa, tu Thiago Motta, che non avevi dato la tesi? Non lo so, chiedo a voi perché voi molto spesso ne sapete più di me. Roberto Muzzi, non ricordate l'attaccante? Roberto Muzzi, poi Paolo Montero, a pugni gli avranno dato la licenza, Lupi, Panico, Pirlo, Russo, Luca Toni e anche Emanuele Troise, quindi un sacco di ex Napoli, ma volevo andare un attimo nello specifico a capire, perché leggevo di un tweet di Antonio Gaito dove dice belle parole, sì, l'ampiezza, la profondità, la ricerca del pressing, così, ma con Cristiano Ronaldo, Dzeko e Dybala come la fai questa ampiezza? Come la cerchi la profondità? E allora mi sono un attimo incuriosito e volevo andare a vedere nello specifico, perché ci sono le 30 pagine della tesi di Pirlo che potete trovare, e magari la metto qua a fianco, la scorro. È interessante capire questo. Io ovviamente adesso non è che vi voglio fare la palla gigante, sono 30 pagine di tesi, insomma, c'è gente... Io per primo non vedevo l'ora di finire la scuola, perché la tesi, a volte sono chiacchiere ridondanti. Però il caso del calcio almeno è più interessante, è più divertente. Insomma, lui fa, capito, parte dalla fase offensiva, perché lui vuole attaccare l'attacco alla linea, la fase difensiva, le transizioni, queste sono cose che poi mi studierò poi nello specifico, non è detto che ve le devo dire per forza a voi perché sono argomenti un po' pesanti, però il parallelo poi che voglio fare è con questa qua di Pirlo, con quella poi di Gattuso, che non ho trovato in PDF proprio così, però si trovava nei siti del Milan, sai, poi dopo la affrontiamo questa cosa qua, perché il parallelo, a noi non ci interessa, noi dobbiamo capire Gattuso come gioco, poi quando poi sarà un altro l'allenatore ci affacceremo alle idee del nuovo allenatore. Per ora Gattuso, volenti o nolenti. L'introduzione, calcio propositivo di possesso e di attacco, oltretutto Pirlo parla proprio di calcio liquido. Lui cita Cruyff e Guardiola e poi fa pure un accenno ovviamente ad Ancelotti, perché ci sta. Il gioco deve essere il filo conduttore della mia squadra, intendendo per gioco. Oltretutto questa tesi a me mi sembra, questo è quello, proprio si chiama proprio il calcio che vorrei, no? Questa è la mia idea di gioco. Mentre se andate a vedere le altre tesi sono molto più tecniche, molto più specifiche, attraverso, per esempio quella di Sarri che mi sono andato a vedere, era una che parlava della preparazione la settimana tipo, ed è la stessa che poi ha fatto anche Giampaolo, allievo di Sarri ovviamente. Parla proprio un boring, così noioso. Sarri dice il martedì mattina alle 5:30 bisogna fare questo perché sennò poi dopo, ed era il periodo in cui 4-2-3-1 a bomba, non voleva sapere niente, si adattavano gli avversari a lui, 4-2-3-1, quindi
che Sarri sappia fare solo il 4-3-3 è una bufala sdoganata ben tempi addietro. Occupazione dinamica delle posizioni funzionali al principio del modello di gioco. Sembrano tutte fasi così, Barcellona di Cruyff, Guardiola, l'Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti fino alla Juventus di Conte. Quindi ognuna di queste squadre gioca in un modo completamente diverso, quindi si possono adottare dei principi di gioco, ma è chiaro che la Juventus di Conte puntava tutto sulla verticalità e sull'aggressione, no? Mentre il Barcellona di Cruyff era tutta un'altra storia. Allora se tu riesci a mettere insieme le due cose, quello di Guardiola, Ajax di Van Gaal, diventi l'allenatore più forte del mondo. E se hai i giocatori per farlo, perché no? Potresti anche farcela, io non lo metto in dubbio. Ma poi, alla fine della fiera, quando tu alleni la Juventus, non sono sempre i singoli che ti risolvono la partita. Io sono sempre convinto di questa cosa qua. E qua vi rimando al video che ho fatto ieri in notturna sul pronostico della Serie A, andatevelo a vedere, perché sì, io ritengo certi risultati finali li ho pronosticati, però alla fine il campo molto spesso sovverte, no? I pronostici, le griglie e le grigliate. Perché? Perché poi il Napoli prende il palo, perché quell'altro fa autogol, Gabriel si lancia per parare, palo dietro la schiena e retrocedono. È difficile. Insomma, li parlo del portiere, difensore centrale, difensori esterni. A me interessa andare direttamente fase offensiva ai disegnini, perché quei disegnini è un poco meglio, ovviamente. Lo sviluppo, ecco qua, perché noi abbiamo parlato che la Juve fa il 3-5-2 o il 3-4-1-2 a seconda degli youtuber che la vedono. Benissimo, guardate qua l'idea. Qual è? L'ampiezza data dai terzini o dai quinti, i famosi quinti del 3-5-2, lui li vuole così alti in fase di sviluppo, quando hanno la palla, che praticamente o questo qua che vi sto facendo vedere è il terzo, è il centrale difensivo, o potrebbe addirittura essere uno dei 3 centrocampisti, perché a un certo punto lui lo dice proprio, fatemi vedere se trovo la frase, lui parla di 2, fatemelo vedere, eccolo qua, 2-3-5 in fase offensiva. Sembrano numeri fatti a caso, ma lo stesso Thiago Motta parlava di 1-1-8, no? Il calcio che tutti devono attaccare, oppure, ma è uno sdoganamento dei numeri, perché il calcio liquido di Ancelotti, eccetera, eccetera, è sempre questo rimando così. Mi sembra quasi, sentitemi a me, ma vi posso sbagliare, mi sembra quasi uno scaricare la responsabilità, perché tu prima mi metto 4-4-2, sono 4 i difensori, se la devono vedere loro, poi le ali devono scalare e devono raddoppiare, benissimo. Mi metto 3-5-2 perché ne voglio 3 e poi le ali diventano 5, è benissimo. Ma in questo caso il calcio liquido, liquidissimo, mi sa sempre che la scelta individuale non ha tanto funzionato. Io non è che gli ho dato un modulo ben preciso, e che là doveva scalare, probabilmente la scelta individuale non ha funzionato. Allora così mi sembra un po' facile, fare l'allenatore così, perché è tutto liquido, è tutto fluido. E sono anche i discorsi che abbiamo fatto su Ancelotti, la scelta individuale, se hai la squadra fortissima, la scelta individuale funziona, tu gli dai dei principi di gioco, se lanciarla lungo o se fare passaggi brevi nello stretto rasoterra, e bene o male quello è, altrimenti dipende tutto dai giocatori, così è facile. E finiamola un attimo qua, perché questo video sta diventando lunghissimo, vedete, lui fa vedere anche l'aggressione che vuole quando la squadra avversaria c'ha. È interessante, secondo me dovreste andarvelo a vedere, e facciamo un breve riassunto invece di quello che Gattuso voleva evidenziare quando ho portato la tesi a Coverciano, luci e ombre nel percorso di carriera dell'allenatore. Gattuso, come noi abbiamo anche molto spesso detto, è sicuramente preparato a livello tattico perché non fa cose a caso, però il metodo comunicativo, il parlare con i giocatori, sono tornato alle basi, sarei, guardate come è onesto, sarei bugiardo se vi dicessi che all'inizio non speravo in un'agevolazione per meriti sportivi, voleva la raccomandazione perché ha vinto un campionato del mondo, ma la formazione mi ha reso più ricco, ok? Allora lui dice, è compito dell'allenatore capire il giocatore, capire le dinamiche socio-familiari, bisogna parlare con coerenza direttamente con i giocatori, bisogna avere un dialogo con la squadra. Nei 90 minuti c'è bisogno di positività. Lui dice, perché noi vediamo che lui parla in continuazione, il dialogo con la squadra procede prima, durante e dopo la partita. Si parte con la comunicazione della formazione titolare. Quindi noi scopriamo delle cose sapendo la tesi di Gattuso, che lui gliela fa sapere. Alcuni riducono al minimo l'effetto sorpresa, io ritengo sia importante mischiare bene le carte in settimana in modo da stimolare tutti il più possibile, quindi non ci dà delle indicazioni quando riusciamo a vedere degli allenamenti, ma lui vuole anche stimolare. Poi ricordiamoci, questa è una tesi che lui fece al Milan, può essere pure che negli anni ha cambiato idea, però un'idea potrebbe essere ancora questa. Bisogna restare se stessi imponendo la propria presenza e rispettando quella altrui.
questo anche nei rapporti con la società, non ama il silenzio stampa, diciamolo, De Laurentiis, ricordiamolo, e la gestione mentale. Dice: un allenatore allena anche i sogni, deve arrivare al cuore, mostrare traguardi che sembrano irraggiungibili ed evidenziare il contributo di tutti. La motivazione va bilanciata perché è influenzata dai risultati positivi, perché poi ti esalti e credi troppo forte. Quando diamo la colpa ad un arbitro o sfortuna, usiamo una localizzazione esterna che non favorisce un atteggiamento responsabile. È qui che ti adoro, perché là tu stai ritornando a quel discorso: non voglio sentire gente che si lamenta degli arbitri, non voglio sentire gente che si lamenta con i compagni, prenditi la tua responsabilità e vai con Dio a fare le cose che ti ho detto di fare, e se non le fai te le ripeto durante la partita e dopo la partita te lo ribadisco. Questo è un allenatore che a Napoli serve, perché se ci portassimo un Pirlo, probabilmente anche liquidezza e facciamo la fine di Ancelotti. A noi serve uno così, quindi sotto questo punto di vista io sono molto contento di averlo. Allo stesso tempo io credo che un Gattuso, se gli dai la squadra con tutti i campioni, ti aggiunge anche questa mentalizzazione che lui, da campione che era, conosce certe dinamiche, da uomo che sta maturando ne aggiunge delle altre. A Gattuso dagli una squadra importante. Secondo me, da New York, Valerio Fluido è tutto. Grazie per aver visto questo video molto diverso dagli altri, ma siamo alle solite. Cambiare sempre, dare nuove cose così. Non dimenticatevi la giveaway, iscrivetevi a questo canale. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.